Giovedì prossimo, 19 settembre, presso la gentilizia della famiglia Portolano al cimitero di Bonamorone, verrà collocata una porta restaurata nel monumento che intreccia ad Agrigento la storia delle famiglie Portolano e Pirandello. L'iniziativa, sollecitata da alcuni cittadini, prende corpo quando Don Mario Portolano, anziano discendente della famiglia, viene da Milano per riaprire la cappella e dare avvio ad un intervento di pulizia con l'aiuto di cittadini volontari dopo circa 50 anni di abbandono e degrado. Giovedì prossimo dunque verrà ricollocata all'ingresso della cappella una porta in stile Liberty dopo il restauro che ha comportato la posizione di vetri come in origine. L'intervento consentirà di preservare il decoro della tomba dopo la pulizia effettuata, impedendo l'intrusione di animali. L'iniziativa vuole significare l'interesse delle associazioni culturali che si fanno voce dei cittadini per promuovere la cura del patrimonio culturale e dei manufatti che ne sono espressione, i quali appartengono sì ai proprietari ma anche alla cittadinanza come testimonianze della storia e della città. L'iniziativa è curata dall'Associazione di Promozione Sociale Villa Rosalia a Bonamorone con il patrocinio dell'Associazione Culturale Conoscere Agrigento del dottore Nocera.